Può capitare anche, di giornate con addirittura 14 ore di lavoro, senza stacco, proprio perché, mancando personale e avendo l'esigenza di coprire i voli, il personale salta da un aereo all'altro, senza mai fermarsi e andando anche a scaricare i bagagli. Lavoratori aeroportuali con una paga da fame, con turni massacranti e senza un futuro sereno, denunciano CGIL, CISL, UIL e UGL che, vista l'emergenza in Emilia-Romagna, hanno soltanto rimandato la giornata di sciopero del trasporto aereo del Veneto. Una protesta che rimane in piedi dai pesanti carichi di lavoro sotto il sole e sotto la pioggia per gli addetti al carico-scarico bagagli, a rischio aggressioni per chi lavora al bancone del check-in. Secondo il sindacato circa 2 al mese al Marco Polo di Venezia, ad opera di passeggeri che il boom dei voli low cost ha abbassato di livello e che di fronte ad un problema può avere reazioni scomposte. Qui abbiamo uno stipendio medio di 1.400 euro. Questi sono per il personale che lavora a tempo pieno. Invece abbiamo dei stipendi più bassi, naturalmente, per chi è a tempo parziale. Il benessere che il turismo dovrebbe portare a Venezia, secondo i sindacati, all'aeroporto è solo di passaggio. Qui si lavora tanto e si guadagna poco e chi può cambia occupazione non appena se ne presenta l'occasione, in un contrasto stridente tra l'agiatezza del turista e le ristrettezze di chi col turismo lavora. Essendoci poco personale, vengono richiesti spesso mancati riposi e quindi le persone non beneficiano della salute e del lavoro. È vero che molti cercano di andarsene e che siamo sotto organico all'aeroporto? Siamo sotto organico, non si trova gente, il mancato investimento sui lavoratori genera un problema cronico e grave.